Buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania, da Renata Galanti, appunto Sani nel terzo millennio. Allora, lo scorso 26 febbraio ho molto volentieri partecipato a un incontro che si è svolto presso l'Istituto Mario Negri di Milano, il famoso Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, perché era l'occasione per consegnare il premio a uno dei ricercatori più quotati in questo momento, il dottor Ettore Zuccato del Dipartimento Ambiente e Salute, appunto, del Mario Negri. Però era un'occasione anche per commentare, per presenziare alla consegna di questo premio da parte dell'azienda Recifarm, ed esattamente il premio si chiama International Environmental Award e appunto è un premio che ogni anno viene assegnato da questa azienda svedese a un ricercatore, diciamo, che si è distinto nello studio dell'inquinamento ambientale. Abbiamo il piacere di avere con noi Roberto Teruzzi, il dottor Roberto Teruzzi. Benvenuti a Radio Padania, dottor Teruzzi. Buongiorno, grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Allora, vuole illustrare, io qua leggo dal comunicato stampa, diciamo che voi siete un'azienda farmaceutica che è anche molto attenti agli inquinamenti ambientali. Ecco, vuole descrivere qual è questo sforzo, cosa fate, perché è stato scelto il dottor Zuccato e tutto quello. A lei la parola. Grazie. Questo premio, che viene consegnato su base annuale da parte di Recifarm a persone che si sono distinte nell'ambito della ricerca nel settore della tutela dell'ambiente, è un premio che ci caratterizza e connotizza l'azienda in quanto siamo estremamente attenti non solo a quelli che sono gli aspetti di natura produttiva nel fabbricare farmaci e di conseguenza assicurare agli utenti finali la massima garanzia di qualità e di sicurezza nell'impiego dei farmaci manufatturati da noi, ma come gruppo siamo molto attenti anche alle eventuali ripercussioni che il settore produttivo chimico-farmaceutico può avere sull'ambiente, e questo perché riteniamo che la salvaguardia dell'ambiente sia un dovere di tutte le istituzioni, non solo pubbliche ma anche degli enti privati, delle aziende che devono salvaguardare le località dove operiamo, questo in una logica di continuità sia del lavoro che di tutela dell'ambiente, e di conseguenza dal 2007 l'azienda, che è un'azienda svedese, ha istituito questo premio, che è un premio che viene assegnato, come dicevo prima, a ricercatori che si distinguono per le loro ricerche nell'ambito della tutela ambientale, e quest'anno la scelta è caduta sul dottor Zuccato dell'Istituto Mario Negri di Milano, che ha una comprovata e pluridecennale esperienza nel settore. Il lavoro che ha interessato noi è il lavoro che sta alla base di tutto il percorso professionale del dottor Zuccato, cioè quella di andare a verificare l'impatto ambientale dell'impiego di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive sull'ambiente. Quindi il dottor Zuccato ha eseguito nella sua lunga carriera professionale una serie di verifiche per valutare come e in che modo
l'eventuale presenza di sostanze farmaceutiche derivanti dall'utilizzo dei farmaci, perché nella sostanza lui va a verificare nelle acque il contenuto di sostanze farmaceutiche che vengono eliminate da parte dei pazienti dopo l'assunzione. Sostanzialmente lui va a vedere se quanto può impattare l'utilizzo di un farmaco A piuttosto che di un farmaco B sull'ambiente attraverso le acque che vengono immesse negli scarichi e nei fiumi. Allora, questo è un lavoro ottimo da parte del dottor Zuccato, ma si parla, diciamo, non abbastanza del problema, perché poi ci sono diciamo, chiamiamoli pure i delinquenti che scaricano nelle acque reflue, cioè, al momento in cui qualcuno scarica nelle acque di superficie dei prodotti che inquinano, e poi non si sa cioè qual è il pericolo, diciamo il pericolo imminente e futuro di questi, diciamo pure mascalzoni. Allora, lo studio delle acque prosegue, si fa abbastanza secondo lei, dottore, oppure se ne parla non in modo sufficiente? Ma probabilmente se ne dovrebbe parlare un po' di più, in quanto è un tema che è estremamente importante, di impatto sull'ambiente. Quello che posso sottolineare è che nel nostro settore, nel settore farmaceutico, chimico-farmaceutico, esistono una serie di organi preposti al controllo di come le aziende operano. Noi siamo soggetti a verifica da parte delle ASL, da parte per esempio di Amiacque in Lombardia, dalla verifica dell'AIFA che va a controllare ed è garante delle autorizzazioni a produrre. C'è il nucleo antisofisticazione dei carabinieri, i NAS che operano, quindi ci sono tutta una serie di organi preposti che, devo dire, in modo encomiabile svolgono le loro attività a tutela dell'ambiente, del consumatore e a garanzia che le aziende non operino in modo non corretto e non consono. È evidente che una maggiore risonanza a questo tema porterebbe probabilmente a una più alta attenzione da parte di tutti. E quindi alzerebbe la soglia di guardia, fermo restando che personalmente ritengo in Lombardia il sistema funzioni sia a tutela. Purtroppo esiste sempre qualcuno che cerca di essere più furbo degli altri, però ecco. Gli organi competenti, devo dire, sono molto vigili ma sono vigili, diciamo, le multe previste, le sanzioni, non le multe, le sanzioni previste, secondo lei sono sufficienti a, diciamo, in generale a scoraggiare i furbacchioni a non fare certe azioni? Allora, 0266203529 se qualcuno vuole fare qualche commento o chiamarci. Allora, dicevo, quali sono le sanzioni previste? Allora, in materia pecuniaria o altro? Ma come sempre c'è una responsabilità civile e penale da parte dei rappresentanti legali delle aziende in funzione del tipo di diciamo, mancanza o manchevolezza che viene effettuata dall'azienda. In alcuni casi ci possono essere sanzioni pecuniarie, ma diciamo che a monte ci sta la cosa importante, mi preme sottolinearlo, sono questi controlli costanti che vengono effettuati da parte degli organi competenti e che quindi garantiscono sotto un certo punto di vista il controllo nell'esecuzione delle attività. Quindi al di là di quelle che sono le sanzioni di cui io non
non essendo un legislatore non posso stabilire se siano corrette o non corrette. Mi sento di dire che se le aziende operano in modo corretto, consono alle normative, non c'è neanche bisogno di applicare le sanzioni, perché la legge viene rispettata. Ecco, gli impianti di depurazione sono, secondo lei, all'avanguardia o richiederebbero, diciamo, un aggiornamento, chiamiamolo così? Ma sa, le nostre aziende devono essere dotate o di sistemi di depurazione, sia della parte liquida che della parte gassosa, perché ci possono essere anche inquinamenti ambientali nell'aria, a garanzia della tutela dell'ambiente. O qualora aziende non fossero proprietarie di sistemi di depurazione, le acque vengono raccolte e vengono smaltite attraverso impianti autorizzati per lo smaltimento di quelle dedicate categorie di prodotti. Quindi tendenzialmente sul territorio esistono le strutture, così come le aziende sono dotate di strutture. Ripeto, la corretta esecuzione dell'attività e una manutenzione costante degli impianti è garanzia di non inquinamento dell'ambiente. Ecco, si dice qua nel vostro comunicato stampa, i farmaci in particolare rappresentano un inquinante ambientale ancora poco noto, sostanze molto usate spesso a proposito per curare e prevenire le malattie dell'uomo e dell'animale, non dimentichiamo, dopo il loro uso sono riversate nell'ambiente e contaminano le acque del suolo, con ripercussioni su flora, fauna e salute umana. Ecco perché è lodevole da parte delle aziende farmaceutiche, ma stiamo parlando in questo momento della Recipharm, porre l'attenzione sulla sempre maggiore, diciamo, maggiore controllo. Le risulta che in Europa si faccia abbastanza? Ma allora, questo è un tema le ringrazio la domanda perché è un tema di grandissima attualità, nel senso che le aziende che producono sono misurate sull'inquinamento che potrebbe derivare dalle loro produzioni, quindi la produzione industriale, banalmente, adesso sto banalizzando, produco, scarico, inquino. L'inquinamento di cui faceva menzione lei prima e che viene citato anche nel lavoro del dottor Zuccato è un inquinamento di altra natura che meriterebbe oggettivamente di ulteriori approfondimenti. Perché? Perché qui si va a misurare non tanto lo scarto di lavorazione delle aziende, chiamiamolo così, ma quanto l'ambiente può essere inquinato dopo che il paziente assume quel farmaco e lo elimina nelle acque, no? Dopo l'assunzione, attraverso liquidi biologici, attraverso, diciamo, le vie di escrezione che sono proprie di quel prodotto. Quindi quello che ancora noi non conosciamo è l'impatto che può avere sull'ambiente la sostanza farmacologicamente attiva riversata nelle acque a seguito dell'assunzione, non tanto a seguito di una cattiva gestione della produzione. Non si parla più di produzione, ma si va a valutare l'impatto ambientale attraverso i liquidi biologici. Esatto, così? Esatto. Ecco, questo capitolo merita un ulteriore studio e approfondimento, se ho capito bene. Secondo me sì, assolutamente, perché è una materia molto nuova, è una materia su cui il dottor Zuccato si è applicato e oggettivamente ha messo a punto un sistema che permette di fare una serie di verifiche, però è un campo
ancora da esplorare, non è un campo parzialmente esplorato, diciamo esatto. così, e quindi necessita di ulteriori studi. E, va bene, allora abbiamo ancora un paio di minuti, dottore. Io le auguro buon lavoro, ma voglio che lei concluda, diciamo, con un messaggio ottimistico. Allora, Ma diciamo guardi, che gli sono un studi... ottimista di natura io, le devo dire la verità, sono estremamente ottimista e sono un sostenitore di quelle che sono le attività svolte sul territorio italiano e la Lombardia per il nostro settore è la prima regione a livello nazionale per quanto riguarda le attività Bene, industriali nel ci settore fa questo, non chimico-farmaceutico. può che far piacere a Radio Padania. Assolutamente, e una grande attenzione perché mi consente proprio l'ultimo passaggio. La Prego. cosa che a me preme molto è noi, paesi industrializzati, prestiamo grandissima attenzione a quelle che sono le attività relative alla tutela dell'ambiente. Però certe volte ci troviamo a competere con aziende che producono in paesi dove la tutela dell'ambiente non è Ecco, allo stesso ecco, livello di importanza ecco. e per definizione tutelare l'ambiente costa. Quindi certe volte ci troviamo a competere in modo impari con realtà industriali che possono permettersi dei costi di produzione più bassi, anche perché non tutelano l'ambiente. Quindi io sono un grande sostenitore del Made in Italy e in quanto tale ritengo che per qualità, serietà, professionalità le aziende farmaceutiche che producono in Italia sono ai vertici della scala mondiale e cerchiamo di valorizzarle sotto ogni punto di vista. Bene, dottore, allora le auguro un buon lavoro e grazie per aver premiato l'Istituto Mario Negri, che è stato spesso anche ospite nostro e che merita tutta la considerazione, diciamo, la più ampia. Grazie mille. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Bene. Allora, cari amici, ma quanto manca, Roberto? Non manca nulla, Renata, ci siamo. Benissimo, allora ci siamo, facciamo un intervallo, poi avremo il prossimo ospite.
54 22. Eccoci di ritorno, per chi si fosse messo l'ascolto in questo momento. Io sono Renata Galanti, questo spazio si chiama Sani nel terzo millennio. Diciamo che via via ci è gradito aggiornarvi sulle novità in campo scientifico. Bene, oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Enrico Regalia dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno. Allora, leggo un comunicato stampa che non può che farci piacere. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è il primo centro in Italia per il buon esito degli interventi e per il corretto funzionamento degli organi impiantati. Stiamo parlando di trapianti di fegato. Allora, a lei la parola. Esatto, grazie. In effetti, diciamo, è motivo di un certo orgoglio per la città di Milano, direi, oltre che del nostro istituto, certo. Del fatto che il nostro istituto, che è l'unico diciamo, centro trapianti che ha un indirizzo oncologico specifico e che ha un po' dettato negli anni le regole del gioco. Diciamo che qui in istituto sono stati elaborati nel 1996 dei criteri di selezione per questi pazienti con tumore, con la cirrosi, e che dovevano essere indirizzati al trapianto di fegato. Questi criteri, che sono stati universalmente chiamati criteri di Milano, appunto, qui l'orgoglio milanese, sono diventati il riferimento per tutti i centri di trapianto non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo, per cui sono diventati il riferimento per tutti. Beh, questa è una notizia che non può che farci piacere, quindi non stiamo parlando solo di Milano, né dell'Italia, né dell'Europa, ma stiamo parlando del mondo. Esatto, questo diciamo, è stato il frutto di un tanto lavoro che abbiamo fatto anche imparando dagli altri nel giro per il mondo, e abbiamo portato a casa queste idee che abbiamo portato in fondo, e diciamo, il comunicato stampa a cui lei fa riferimento si riferisce ai dati che il Centro Nazionale Trapianti, quindi l'organizzazione che gestisce tutti gli organi trapianti di fegato in Italia, mettendo insieme tutti i 26 centri trapianti in Italia, negli ultimi 13 anni di lavoro, il nostro centro, pur facendo trapianti per tumore, quindi gravato da un rischio di possibile ricomparsa del tumore dopo trapianto, ci ha fatto trovare, diciamo, al primo posto, se si può dire così, perché i risultati sono stati molto buoni, al di là del primo posto, che non conta in sé per sé. Quello che è importante, il messaggio da dare ai nostri pazienti, è che per il tumore che ha nella cirrosi abbiamo la possibilità di guarire nel 90% dei casi dei pazienti nel primo anno di vita, e a distanza di 5-10 anni superiore all'80%, quindi Questi è la vera cura dati definitiva della loro malattia. Allora, ma diciamo, queste percentuali di grande successo si riferiscono ovviamente anche alla sopravvivenza dei pazienti, certo, no? Sottoposto all'intervento. Certo. E qui si parla addirittura del 95.4 a un anno, sì, a un anno di distanza. A un anno. A 5 anni sono l'85%. Ecco, 85% a 5 anni. Certo. Quindi diciamo è una notizia meravigliosa per coloro che purtroppo hanno diciamo necessità di essere trapiantati. Certamente. Ma quanto riuscite a farne in un anno? Allora, noi siamo attestati intorno alla quarantina di trapianti. I centri più grossi in Italia superano i 100 casi, però diciamo che il nostro obiettivo sarebbe di incrementare di un'altra decina di trapianti, perché tenga presente che l'indicazione trapiantologica oncologica, quindi i pazienti con tumore al fegato, è diventata in Italia l'indicazione tra le più frequenti. 40% dei malati in tutta Italia, grazie a quel lavoro che noi abbiamo fatto dei criteri di Milano, anche gli altri centri trapiantano i pazienti con questa malattia, con risultati analoghi, diciamo, ai nostri, adesso non esattamente identici, ma molto simili.
E quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere la selezione molto accurata di questi pazienti, perché il trapianto è una risorsa molto scarsa, anche se migliorata, e dobbiamo adattarla al paziente che ha le migliori chance di successo. Allora, immagino che il vostro diciamo, sia un team multidisciplinare, no? Assolutamente. Cioè, in cui c'è l'epatologo, c'è certo, c'è l'epatologo, il chirurgo, l'infettivologo, il radiologo, che è molto importante per la diagnosi e i trattamenti in attesa del trapianto. Quindi stiamo parlando di un team composto appunto da quante discipline? Guardi, le discipline sono una decina almeno, e se poi pensa che sono coinvolti, quando io faccio questi, chiamiamo Grand Round trapianto di fegato, sono delle riunioni settimanali di discussione dei casi, presentiamo i casi nuovi, discutiamo dei casi non andati bene, ragioniamo sulle immagini dei pazienti che devono essere valutati. Ci sono mediamente una trentina di persone ogni settimana. Mamma mia. Allora, dottore, le faccio alcune domande, cioè sono legati questi valori alla, diciamo, alla condizione del tumore, alla età del paziente? Allora, quali sono quelli, chiamiamoli, non riusciti, fra virgolette? Ma guardi, i criteri di selezione di Milano, appunto, sono quelli che fanno la differenza, per cui i pazienti che hanno o una malattia, un tumore epatico primitivo singolo, non più di 5 centimetri di diametro, o non più di 3 noduli, ciascuno di non maggiore di 3 centimetri, questi sono i pazienti che hanno i risultati ottimali. Ecco, allora il paziente... L'età non conta tanto, i nostri malati sono mediamente, rispetto agli altri centri italiani, sono più anziani, perché il tumore insorge in età un po' più anziana, quindi un'età media superiore ai 55 anni. Noi fino a 65 anni trapiantiamo i pazienti, oltre caso singolo lo valutiamo, però per la scarsità di organi dobbiamo anche limitare la nostra, diciamo, offerta a tutti i pazienti. Ecco, quindi ancora una volta purtroppo chi ha la possibilità di donare, di mettere nel testamento che dona i propri organi, sempre è una cosa importante, senza dover mettere nel testamento, basta. Adesso ci sono varie iniziative. Come si fa a... Ecco, ci sono varie iniziative che il Ministero della Salute e i comuni, un grosso interesse sta avendo alcune esperienze in alcuni piccoli comuni della provincia, anche in Lombardia, dove i comuni all'atto del rinnovo della carta d'identità o della prima emissione della carta d'identità viene richiesto alla persona la disponibilità di donare o meno gli organi. Questo è un sistema che sta iniziando a funzionare e che potrebbe essere esteso in tutta Italia e permettere innanzitutto alle persone di discuterne prima e poter esprimere liberamente la propria opinione senza essere viziato. Allora, l'auspicio è che all'atto che i comuni si attivino, per esempio, in caso di rinnovo della carta d'identità, per avere addirittura a disposizione le volontà di colui che fra 1000 anni sarà morto, ma tutti noi dobbiamo defungere, quindi allora l'atto viene diciamo ufficializzato dal comune e quindi è più... L'altra strada è quella di iscriversi all'AIDO, per cui l'iscrizione all'AIDO equivale a un'espressione di volontà, chiaramente, e quindi in Lombardia diciamo l'AIDO lombarda, che tra l'altro è guidata da un nostro ex paziente trapiantato, il Cavalier Pozzi, che è una persona straordinaria, l'AIDO Lombardia, che è molto efficace, molto efficiente, ha promosso una campagna ulteriore di iscrizioni per permettere anche in questo modo un'espressione di volontà, oltre che a far cultura di donazione. Però all'atto diciamo del prelievo dell'organo,
diciamo, il defunto, quali caratteristiche deve avere? Deve essere sano, deve essere giovane, immagino. Non è detto, no, anzi, guardi, questo è un luogo comune che sono contento di sfatare. I nostri pazienti lo sanno molto bene, che i donatori medi, l'età media dei donatori diciamo nel nord Italia, che è la regione, diciamo, dove noi abbiamo la maggior parte dei nostri donatori, è superiore ai 60 anni. Quindi la maggior parte dei nostri donatori hanno più di 60 anni, c'è un 15-20% che hanno più di 80 anni e ci sono casi sporadici addirittura di vicini ai 90. Quindi fortunatamente i giovani sono pochi, da quando ci sono le leggi del casco del motorino o tutta una serie diciamo protezionistiche, sono ridotti gli incidenti che determinavano i donatori giovani, molto giovani. Ce ne sono ancora ma molto pochi, e quindi la maggior parte sono donatori di una certa età. È chiaro, devono essere sani, quindi devono essere, magari sono anziani, ma con tutta una serie di esami, c'è un protocollo nazionale molto rigoroso che verifica il fatto che la persona abbia degli organi, il fegato, il cuore, i polmoni, i reni, i pancreas disponibili eventualmente, ma che siano rigorosamente controllati. Ma scusi, trapiantare un organo, diciamo, non nuovo, non giovane, ecco, volevo non giovane, in un organismo invece giovane, non crea dei problemi. Crea... No, il fegato in particolare ha una spettacolosa capacità di rigenerarsi, per cui gli ormoni della paziente, nel caso, per dire, giovane, il cinquantenne che riceve il fegato di un paziente di 78 anni, gli ormoni fanno sì che le cellule del fegato di 78 anni vengano stimolate a rigenerare, a crescere, e questo fegato mantiene le sue caratteristiche e funziona per decenni, quindi magari raggiunge anche i 120 anni di vita. Beh sì, è una bella notizia, ma insomma... fa effetto, capisco che faccia effetto. Fa un certo effetto. Allora, l'Istituto Nazionale dei Tumori lo conosciamo tutti, ma diciamo, oltre al fiore all'occhiello che sono i trapianti di fegato, facciamo anche una specie di carta d'identità dell'Istituto Nazionale. Allora, a quale altra medaglia puntiamo sul petto dell'Istituto dei Tumori? Di medaglie ne abbiamo tante. Sicuramente l'istituto è nato come l'istituto dei tumori della mammella e tuttora rimane in questo campo per le terapie chirurgiche, ma soprattutto la tumore della mammella adesso si cura in maniera multidisciplinare ancor più dei tumori del fegato, quindi il team dei nostri colleghi oncologi, i radioterapisti, i ricercatori di base, i chirurghi, sul tumore della mammella siamo sicuramente ancora un riferimento a livello internazionale, così pure nella cura dei linfomi, quindi dei tumori della serie del sangue, dei linfociti del sangue. Abbiamo un reparto di ematologia che è tra i migliori che ci esistano, e così pure anche nei tumori del polmone, per esempio, nei tumori del testicolo, tumori testa e collo, cioè ci sono tutta una serie di eccellenze del nostro istituto che mantengono un impegno, una grossa capacità di cura dei nostri pazienti. Io vi ho conosciuto anche attraverso una madre purtroppo che aveva un bambino, quindi... Esatto, dimenticavo la pediatria che ecco, è forse il primo centro al mondo che ha creato una serie di diciamo strutture che sono particolarmente, come possiamo chiamarli, strappalacrime, insomma, vedere questi piccolini. Sì. Ma lei ci può citare casi molto eclatanti in questo senso? Avete guarito? Noi abbiamo trapiantato dei ragazzini. Ecco. Recentemente abbiamo proprio festeggiato i 15 anni di vita, sta benissimo, di una ragazza che avevamo trapiantato, aveva 12 anni e che sta benissimo e che probabilmente diventerà mamma a breve. Oh, che bella notizia! E quindi cioè, sicuramente anche nella popolazione pediatrica il trapianto in particolare, ma anche le terapie proprio delle loro patologie oncologiche pediatriche
permettono un recupero di una sopravvivenza a volte totalmente inaspettata solo fino a qualche anno fa. Immagino che sia accompagnato anche da psichiatri infantili, no? Sì, noi abbiamo un gruppo di psicologi che sono molto bravi e che seguono i nostri pazienti nel lungo percorso di attesa del trapianto, di fronte alla problematica della malattia, soprattutto nei giovani, l'accettazione di una sfortuna così grossa di avere un tumore in età giovane, e poi c'è un gruppo che è capitanato dal dottor Ferrari, che cito volentieri perché ha fatto un gruppo di pazienti giovani che hanno la malattia oncologica e che fa una serie di iniziative di supporto che vanno dall'arte al teatro alla musica, per aiutarli ad affrontare questa cosa. Allora, abbiamo una telefonata in arrivo, pronto? Buongiorno. Buongiorno lei. Senta, professore, io vorrei un'informazione. Io una persona che mi sta a cuore e l'ho visto crescere da bambino, però non si parla, queste persone non dicono. So che aspetta un trapianto di fegato a 52 anni, è dimagrito molto, ha tutte le analisi sballate, è tutto giallo, gli occhi gialli e tutto, peserà neanche più 45 kg, un ragazzo di 1,80 m. Volevo sapere, perché la famiglia non ne parla, dicono che non è un tumore, cioè il trapianto deve essere proprio del fegato completo, non un pezzo. Se uno non trova il trapianto a quell'età, quanto può avere ancora di vita se non trova l'incompatibilità per fare il trapianto? È una domanda difficile, bisognerebbe sapere un po' di più dei parametri del paziente. Da come me lo descrive, è un paziente, mi sembra, abbastanza grave della sua cirrosi, e l'attesa media dei pazienti con una cirrosi molto avanzata è nell'arco di 6-8 mesi, se non vengono trapiantati, l'attesa di sopravvivenza. Quindi penso che lui sarà iscritto in una lista trapianti in un centro italiano, e in genere i malati più gravi hanno una sorta di priorità per poter essere trapiantati. Allora suggeriamo alla nostra ascoltatrice di verificare con l'interessata se è già iscritta a una lista di trapianti. Esatto. Ecco, e sicuramente verrà valutata per la gravità. Ho capito bene, dottore? Esatto. Non so se è ancora con noi l'ascoltatrice. Professore, senta, le fanno il trapianto, cioè le cambiano il sangue ogni 10 giorni, 15, ma è giusto per quella malattia? Sì, faranno la salassoterapia probabilmente per l'aumento del ferro nel sangue, sì. Allora, a lei risulta che le facciano il lavaggio del sangue ogni 15 giorni? È corretto la frequenza, dottore? Sì, è corretto. Purtroppo, cioè, è corretta, ma è una croce che, vabbè, non possiamo altro che fare i migliori auguri. Certo. Non abbiamo, fortunatamente, perché forse non ci sono abbastanza donatori, ma anche perché, insomma, sono tanti gli iscritti e si dà la precedenza, ho capito bene, dottore, ai casi più urgenti. Sì, da come descritto, il paziente descritto mi sembra rientri in questa categoria. Bisognerebbe avere qualche informazione in più. Il mio invito è di andare dai medici che l'hanno in cura e sollecitandoli a capire cosa si può fare. Ma la prima cosa da verificare è se è iscritta in uno di questi elenchi, perché se non è iscritta lo faccia subito di corsa. Certo. Va bene, dottore, allora ci stava dicendo quali sono a breve, medio e lungo termine i programmi dell'Istituto dei Tumori? Ma io ovviamente posso parlare della nostra parte, perché non di tutto l'istituto. Noi oltre che dei tumori del fegato, del trapianto, ci occupiamo anche delle metastasi, dai tumori dell'intestino, dei tumori neuroendocrini, che sono dei tumori molto particolari, rari, ma che noi siamo un po' un riferimento a livello di tutta l'Italia per questi tumori, e i tumori anche dello stomaco e del pancreas. L'obiettivo è sempre più di personalizzare le cure. Una volta di fronte a una diagnosi di tumore si diceva vai subito dal chirurgo che ti opera.
Adesso sempre di più si va dal chirurgo che però di concerto con l'oncologo e col biologo cercano di caratterizzare se quel tumore ha necessità di essere subito operato piuttosto che trattato prima, Ecco. e questo è fondamentale. Ecco, quindi va valutato paziente per paziente. Sì. Allora andiamo sempre più, se ho capito bene, verso una medicina personalizzata. Sì, esatto. Addirittura si parla in futuro di farmaci personalizzati, per cui il farmaco che va bene a me per 1 grammo non va bene al mio vicino, occorrono 2, eccetera, eccetera. Questo è il futuro. Esattamente, ed è un futuro che in realtà è già presente, perché noi per alcuni tumori facciamo degli studi prelevando delle parti di tumore, e facciamo degli studi proprio di farmacocinetica e di dimostrazione di resistenza ad alcune medicine rispetto che ad altre, e questo ci permette poi di decidere di dare quella medicina teoricamente in vitro più efficace per il malato A rispetto al malato B, che invece magari è più sensibile a un altro farmaco. A un altro farmaco. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, può parlare. Salve, senta, io volevo portare un po' l'esperienza del mio familiare che è mancato. Mio nonno è sempre stato bene, poi è mancato di tumore all'intestino, e andando a informarmi, leggendo soprattutto su internet, mi sono interessato all'igienismo, e da lì ho capito che è fondamentale per evitare di essere curati di queste patologie è l'alimentazione, un'alimentazione che va adottata essenzialmente vegetariana, addirittura vegana. Solo in questo modo questa è la miglior, diciamo, prevenzione da fare, perché poi purtroppo quando si arriva a aver bisogno di determinate cure, di interventi, si sa che purtroppo i nostri bravissimi medici fanno cosa possono. Io credo che il grosso messaggio che bisognerebbe dare a livello proprio anche di governo, di ministeri, sarebbe quello di educare ad una sana e corretta alimentazione, che quindi prescinda soprattutto dalla carne e da un'alimentazione di tipo proteica dal punto di vista animale, perché sono i fattori fondamentali che portano a morire di queste patologie. La ringrazio. Vi ascolto con attenzione, salve. La ringrazio, questo spazio ha spesso affrontato questi problemi con i nostri esperti. Purtroppo la trasmissione sta per finire e dovrebbe cominciare adesso, invece, dovrebbe cominciare adesso col dottor Regalia, ma purtroppo il nostro tempo è scaduto. Però è d'accordo con l'ascoltatore? Ma io sono d'accordo che l'alimentazione è un fattore fondamentale, assieme alle abitudini tipo il fumo, per esempio, che è un'altra cosa importante, e non sono completamente d'accordo sull'assolutizzare e demonizzare l'utilizzo delle carni, delle proteine animali. Cioè, noi sappiamo che la dieta mediterranea è la migliore dieta in generale, viene suggerita anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come riferimento. È chiaro che la riduzione dell'assunzione delle carni, delle proteine animali ha dei vantaggi indubbi, però dobbiamo anche, come dire, essere un po' più equilibrati, ecco, non diamo dei messaggi in maniera assoluti. Sicuramente la dieta mediterranea, l'eliminazione del fumo, una corretta attività sportiva, quindi che è una cosa molto importante nel senso del movimento, e la non obesità sono i fattori che più importano nella genesi di tanti tumori. Io la ringrazio, e la ringrazio soprattutto di avere usato una parola: equilibrio. Esatto. Grazie dottore. Prego, grazie. Buongiorno. Un saluto agli ascoltatori, ci risentiamo lunedì prossimo. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio,